nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, celebriamo questa Santa Messa della Cena del Signore in una forma del tutto inusuale. Lo facciamo senza la presenza del popolo che ci ascolta distante nelle proprie case, in comunione spirituale. Permettetemi un saluto speciale ai bambini della prima comunione che oggi avrebbero dovuto vivere il loro momento della lavanda dei piedi. Li salutiamo assieme alle loro famiglie e con loro tutti i ragazzi del catechismo e i fedeli delle tre parrocchie. Ora ci disponiamo a celebrare questa Santa Messa chiedendo perdono al Signore per i nostri peccati. Signore, che raduni i tuoi discepoli attorno alla mensa del tuo corpo e del tuo sangue, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che ti sei chinato per lavare i piedi ai tuoi discepoli, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che hai dato ai tuoi discepoli il comandamento dell'amore fraterno, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convinto nuziale del suo amore. Fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno su 2 stipiti e sull'architrave delle case, nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Grazie a Dio. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è l'uomo di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è l'uomo di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è l'uomo di salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo
quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza del mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete il calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio tu non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno?» Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché voi facciate come io ho fatto a voi». Parola del Signore. Sono diventato anziano, ma un'esperienza come quella che sto vivendo adesso non l'ho mai conosciuta. Non solo, ma non me ne hanno parlato neanche i miei vecchi. Una malattia che sconvolge completamente il nostro quotidiano, i rapporti sociali, il lavoro, la scuola.
Perfino i nostri impegni da cristiani, i servizi liturgici, fare la Pasqua e non mettere piede in chiesa, è una cosa che non si era mai sentito dire prima. In un bell'articolo di commento al Vangelo di alcune settimane fa, un sacerdote sull'azione ha scritto: tornerà tutto come prima. No, non tornerà tutto come prima. Ci saranno delle cose che cambieranno. Cambieranno certamente anche degli assetti di tipo istituzionale, dei assetti legati al mondo del lavoro, al mondo del sindacale. Cambieranno forse le scuole, ma cambierà qualche cosa di molto più importante. Cambierà qualche cosa dentro di noi. È questo che diceva quel sacerdote. Noi saremo non come siamo adesso, saremo più buoni o più cattivi. Vedete, noi adesso parliamo di far Pasqua. Nel far Pasqua Gesù si è trovato con i suoi discepoli e ha dato un esempio, ha detto: vedete quello che io ho fatto io, mi sono messo in servizio vostro. In questo periodo noi abbiamo sentito parlare di persone che si sono sacrificate per gli altri. Tante di queste persone ci hanno rimesso la vita. Noi siamo grati a queste persone, ma non solo siamo grati, vogliamo cogliere anche il loro insegnamento. Noi ci abbiamo sentito parlare anche di persone che hanno approfittato di questo periodo per gli interessi personali. Probabilmente ne sentiremo parlare anche in seguito, forme di egoismo che non rispettano neanche il dolore, neanche la morte. E questo è il male. Tra il bene e il male è tutta la nostra vita. Fare Pasqua vuol dire prendere coscienza di questo bene e di questo male. Prendere coscienza di questo e fare una scelta radicale. Sarà una Pasqua diversa, certamente, ma una Pasqua che non dimenticheremo, una Pasqua che sarà capace di sviluppare dentro di noi, almeno se cogliamo il significato di quello che ha fatto Gesù e che abbiamo ricordato in questa messa, che è il ricordo della prima messa celebrata da Gesù nel cenacolo con i suoi discepoli. In questa messa, se noi riusciamo a cogliere questo messaggio, noi faremo Pasqua, ma sarà una Pasqua indimenticabile, una Pasqua che lascerà un segno nelle nostre anime. Questa messa viene omesso il gesto della lavanda dei piedi. Ci uniamo ora in preghiera con le preghiere dei fedeli. Il Signore Gesù ci ha invitati a fare con Lui nella nostra vita un dono d'amore ai fratelli. Per questo apriamo il nostro cuore a rendimento di grazie. Preghiamo dicendo: donaci, Signore, il coraggio di amare. Hai comandato ai tuoi discepoli di celebrare l'Eucaristia in tua memoria per rendere presente il mistero pasquale.
Ti affidiamo il ministero del Papa e di tutti i ministri della Chiesa, affinché siano sempre fedeli a questa grande vocazione. Preghiamo. Donaci, Signore, il coraggio di amare. Ti offri al tuo popolo come pane di vita. Infondi in coloro che ci governano, nei responsabili delle istituzioni e in coloro che sono al servizio del bene comune, lo sguardo puro del tuo amore, che ci dona con limpida generosità. Preghiamo. Donaci, Signore, il coraggio di amare. Hai dato a noi la tua vita con amore infinito, rispondendo al tradimento con la potenza della tua misericordia. Sostieni chi è deluso, chi si sente offeso e tradito, chi fatica a perdonare e a risolvere antichi conflitti. Preghiamo. Donaci, Signore, il coraggio di amare. Ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, memoriale del tuo sacrificio sulla croce. La comunione con te ci renda nuovi e liberi di abbracciare cammini di speranza, per testimoniare a tutti il tuo amore. Preghiamo. Donaci, Signore, il coraggio di amare. Ti vogliamo pregare per tutte quelle persone che sull'esempio di Cristo si chinano sugli ammalati, sulle persone sofferenti, su quanti vivono tanti momenti di esclusione, perché il Signore li ricompensi con il dono della sua grazia. Preghiamo. O Cristo, che ti sei fatto servo per amore, aiutaci a credere che la vittoria non si ottiene con il conflitto e la violenza, ma nell'umile dono di noi stessi, con te, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Concedi a noi tuoi fedeli, Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore si compie l'opera della nostra redenzione, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, per Cristo Signore.
sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo, per noi immolato, è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpo. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero del Padre. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e del sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su e qui convocata, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado
tutti i defunti che si affidano alla tua premenza, ammettili a vedere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo Spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Padre Onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo, per Cristo nostro Signore. Questa messa non termina, come sempre, con il momento della reposizione e con l'adorazione per i motivi che sappiamo. Invitiamo tutti alla preghiera, secondo le possibilità di ciascuno, a casa, nelle proprie famiglie. Chi può, realizzi queste preghiere con la famiglia riunita. Ricordo che questa messa registrata potrà essere vista nei canali della pagina Facebook del coro Anzano e della corale di Cappella Maggiore, come l'azione liturgica di domani, venerdì santo, e il giorno di Pasqua. Un caro saluto a tutte le famiglie delle parrocchie di Cappella, Sarmede e Anzano. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Messa è finita, andate in pace. Grazie.